Siamo in proprietà privata, possiamo fare quello che vogliamo. Borrelli, hai capito? E che cazzo? Io l'accelero e lui la frena, molto semplice. Ma si sta divertendo tantissimo Manu, voglio andare anch'io là in mezzo. Oh, porca tro... È omologato? Com'è? Stoppa a terra e andiamo a comandare. 12 anni. Stai penando la moto di Johnny Dugrau, XC6 più pompata d'Italia. Non ci credi, ha una festa di 18 anni, essere di un guaglione di 11 anni è malato. Ma il caso diventi già assai, che si va a fare là? È malato. Ah mamma no! È arrivato anche Barileggio, Ale! Se n'è andato dal 18esimo pur di venire al raduno! Oh, ma nessuno deve entrare a driftare! Stiamo cambiando. State tutti quanti facendo i change di gomme. Sì, perché quelli sono 17 e non vale la pena. Dobbiamo buttare un po' d'acqua. Non c'è problema, siamo stati girando. Ah, ma noi l'acqua non ce ne porto proprio. Non è giusto che la casa era nuova, mi faccio la sai a sfumare là e a canuffa, non stiamo a campo. No, ma il problema è che slittava, non ce la faceva allaizzare. È difficile vedere una 09 come ce l'hai tu. No, questo sì, questo sì. Andiamola a riprendere. Io mi faccio sempre menare dentro dalla gente, quello è il problema. Io mi faccio menare dentro, già lo so. Slitta troppo. Nope. 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 Ah! Non riesco a togliere la mano, la devo tenere un po' più tranquilla. E io perché c'ho l'ingrippo sempre di tenerla a massima. E la sembra la massima potenza. Oh, io l'ho ripresa per te, eh! Perché sta slittando, sto rischiando di ammazzarmi ogni 2 secondi. Mi fa piacere. Te la sei meritata. Hai paura, eh? Perché alzare la 09 perché l'ha fatto per me? Perché alzare la 09 originale così io ti casa. Quello è il punto. Vai, falla salire. È divertente. Vai a consumare le gomme. Giusto un paio. Allora pure fa troppo show, tu per vendere mezza gente così. Ti lo mostro, ma grida per stelle creando, ma non Giovanni, è troppo forte. Te l'ho detto, tu mi gridi. Ma tu mi gridi. Mi posso mettere appeso sul tetto? Siamo in proprietà privata, possiamo fare quello che vogliamo. Facci Borrelli. Vai, investilo. Che cazzo di controllo? Ce lo devi tenere per il controllo. Perché Fratelli stava stretto, non stava largo, stava bello stretto. Posso provare a fare quelle cose all'americana, tipo che metto in mezzo e poi mi sposto così? Ma si sta divertendo tantissimo Manu, voglio andare anch'io là in mezzo. Povere gomme. Greta Thunberg. Greta Thunberg. Umbrella. Greta Umbrella. Posso? Vai. Ragazzi, io l'accelero e lui la frena. Molto semplice. Ok, let's go.
Io l'accelero e lui la frena. E giusto compromesso. Dai, su testa, Giovanni, prova con l'MSX, non mi interessa. Ci abbiamo detto in settimana però. Sì, ci dobbiamo allenare prima, Tu lo sai cosa puoi fare? Guarda la mia mano qua, io lo sai che faccio? Io freno quando tu devi frenare. Ok. Giochiamo di sincro. Capito? Capito? Ok, vai. E salire dietro e prendiamo al 3 e lui la frena. Ok, let's go. Salire. Se tipo provi a sprizionare tu la sprizioni e io l'accelero. Alessio da dietro col piede. 1, 2, no. Senti un rumorino? Rumorino metallico. Oh, ci proviamo. Provaci tu, Gio. Vai, do più gas. Si può fare, ma pigliamo. Lui sta frenando, io accelero e mo sta staccando pure la frizione. È tutta una combo, capito? Oh! Porca troia. È staccante stare in questa posizione. Troppo basso, sto stanco, voglio, fanno male i cosci. The next day. Piacere Valentino. Come ti chiami tu? Mattia, ti piacciono le moto? Poi vediamo di farlo piacere un po'. Piano piano. Hai detto ma cosa porta a fare? Oh, Anna mi sei sotto e fatica, eh? No, sta imparando. Ma questo è un coglione. È tosta, eh! Figurati che io adesso ci avevo fatto fino a qua! Niente più macchine qua dentro! Sì, no, stiamo imparando, piano piano. Ma com'è? Bellissimo. Però mano il freno davanti, mamma mia, te lo giuro. Il freno davanti, bocciatissimo. Ce l'ho. Attaccata! A posto, basta. Però attaccata. Vabbè, sì. No, basta. Io voglio vedere come un finale a Stamattina dove stavi tu quando ne stavamo pulendo? Avevi dormendo nel gabbiotto? Col fatto che... Sì, no. Però non la sto usando più sempre io, la stanno usando per fare i corsi. Non ho più la frizione pronta, me la stanno bruciando. E quando stai su è molto difficile. Ah? Sì. Esatto! No, però è divertente. Come ti forma questa? Cioè dopo riesci a fare quello che fai su questo, lo riesci a fare con qualsiasi modo. Questa c'ha la frizione imballata, si alza pure di gas. Gira la cava. 118! Moments later. Non frena, brava, dai, ci butta. Attacca qua, vedi? No, ma il problema è che quando stai su non attacca. Cioè te lo posso garantire. Comunque è divertentissima. Thanks a lot. Posso vedere un SH anche. Provo tutto, bro. Joe, stai attento che non sta frenando. State accorto.
E ragazzi, stai penando la moto di Johnny Dugrau, Johnny do Brasil, con l'XG6 più pompata d'Italia. Mica la metti su YouTube. Non la posso mettere? Sì, è normale. L'XG6 più pompata d'Italia, 246 km orari. No, 2,44. 2,44, siamo umili. No, la devi mettere in fondo. No, io voglio la devi mettere in fondo. Oh, l'ho premuto. No, qui. E l'ho premuto, non volevo forzare. Ma tu che cazzo sei? Grazie Johnny, mi hai fatto divertire. Adesso è arrivato il momento di finire della sera 9. Oh my god, bro. Oh, hell. Sai, brecciolino si scivola qua. Ah, ma sta freno a benzina, rimanendo a pere. Basta, sto stanco. Poi Felli, tu ti metterai un po' Tuareg. Ma le imbonna come un pinne che è. Felli, ottieni, perché non lo fa? A me non va un po' più sopra, però, se ci devi puntare. Mi ha chiesto consiglio, ho detto allenati, alzala e abbassala così. Sì, ma la devi alzare di più, è inutile che te la porti a lungo, perché non impari così. Non facciamo. Comunque stiamo battendo così. No, ma questa l'ho grattata già. Questa è grattata, guarda. Già l'ho grattata. Quando l'hai grattata? No, già l'ho grattata. Oggi raga c'è un baby shower alla scuola e faranno una gara in pista, un pilota maschio e un pilota femmina. Chi vincerà sarà poi effettivamente il sesso del ragazzo, cioè del ragazzo, del ragazza, non si sa, del bambino. A few moments later. Oh, tema baby shower, scusa, Basta, stai esplodendo la moto! Amo, stacca la ripresa. Ciao. L'hai premuto bene, che non si è staccato. Premilo bene. Ciao di nuovo. E che cazzo? Later. Madonna, ma che goduria con sto scarico, che goduria! E che vista poi! Ma cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più? Moto, vista, spettacolo! Sì, sì, è omologato! Scarica e targa, omologate! Yeah, boy. Che vista da qua, raga, spettacolo. Sì, sì, è omologato! Panico! Che goduria!
moments later. Salvatore che continua a girare con il gomito a terra con un R6 nel pistino tecnico, assurdo. Giovanni che si pinna la mia 09 come se non ci fosse un domani. Continua. Io adesso entro col Touareg e io che sto per provare il nuovo Touareg Rally. Davide, i controlli sono tutti staccati. Tutto. Ok, let's go. Ma che sospensioni hanno messo? Ma che hanno combinato? Ma allora, sospensioni a un altro mondo? Seduta a terra. Che dite, proviamo a grattare la targa? Ma è stabile proprio, pure se la stressi. Ma no, raga, che bella moto. È molto più arrogante. Ho la ruota troppo gonfia. Davide, posso sgonfiare un pelino la ruota? Che Te la rigonfio dopo, te la rigonfio. Il valvolino è fatto apposta. Per le impennate. No, per no. Oh, dobbiamo provare a grattare la targa prova. Non ho mai grattato una targa prova. Da, comunque mamma mia che moto. Bella, Mamma mia. Molto più stabile, molto più moto. Io te la gratto la targa prova, non mi interessa. Il signore approva. È agilissima. Io mi sono divertito e anche tanto. Poi la verrò a rubare per un giorno e devo farci un test ride. Raga, questo era solo un assaggio del nuovo Touareg Rally 660. Poi lo vedrete dando il gas serio, no? Facendo le pinne. No, Franci, quando si fa così. Ah no. No, non me la dà la botta così. Sì. No, perché se la abbasso mi gira pure a me. Gira. 80 km fra questa moto c'ha. È troppo bella. Quanti chilometri? 80. Oh, 80. Video però a 2 km. Vabbè, l'ho fatto. Ma giù, mi ha dato 6 anni di garanzia. Ma secondo te il giapponese è stupido ti dà 6 anni di garanzia? I motori giapponesi se ti danno tutti quegli anni di garanzia, ma come fanno? Vale massimo, il centrale riesce a fare 1500. Prendi il casco, ci mettiamo a 3, vai. Quanto ho fatto? Quando hai fatto? 27 km. Penso sia il record, credo. 27 e 3, porca vacca. Con l'R6. Sì. Figurati con l'ova. Tu ti stavi a trappare proprio con l'ova. No, ma scendono UTM, vengo a nord, vengo UTM, quando c'è. Wow. Bellissimo. Salite dietro, Non mi muovi. Ah! Ce l'abbiamo! Aia la palla! Entra in mezzo! Abbassala perché se no lo schiaccia! Fammi provare a fare circolo a destra. A destra. Li sto facendo, li sto chiudendo pure. Yeah, boy. Anni. Fino a 15 anni di strada. Ma lui alza la 09 così, mo ti faccio di cosa fa con la 09.
Perché tu c'hai 0,9? Ma se iniziate con moto troppo potenti non imparerai mai. Troppo potente come moto per iniziare. Se vuoi imparare ad impennare ti devi iniziare con 125, se no non impari. Oppure hai tanto c***o da consumarti. Perché le velocità che prendi con un 125 sono basse e proprio per questo impari il controllo del veicolo a bassi giri. Una moto la sai impennare quando la moto è morta e sta su, no quando dai gas, finché dà così e la moto finché è più potente più si mantiene. Si fa spegnere i controlli. Tutta. La porta a piena potenza che controlli tutti spenti. E spenti già? Mappa piena potenza. In prima da fermo. È bravo. Guarda là, con tutto che slitta l'alza lo stesso. Massima potenza, tutti i controlli spenti, Bella moto ragazzi, l'XG6 è una bella moto per impennare. Bellissimo, mi fai consolare tutte le volte, te lo giuro. Later that night. Sali. Lo signore ha allargato le braccia. Come? Ci credo, amo. Later. Quanto mancava? Mi blocca un poco secondo me. Secondo me ce la fa, è la targa che ti molleggia. Guarda là. Non ci vuole niente proprio. Devo sfondarlo sulla targa, mi interessa. Le 80 euro. È andata! Ce l'ho fatta! Oh, mi sono certificati! Ma non c'è un video dall'esterno! Mi devo schienare! C'è poca gente, Ce l'ha il video! E lo stop lo progiamo anche a terra. Si gratta anche lo stop. No, ma tanto ormai ho capito come già va. Non hai capito, ci hai capito 3 anni fa. Era il coso che mi limitava, se è consumato. Ah, sei spaccato! Perciò è quello che ti limita. Saltato qualche pezzo? Saltato qualche pezzo. Vedi, è diventata corta adesso. I pezzi che stavano. Si sono tolti. Che bello pensare di arrivare a questo livello, porca vacca. Stop a terra e andiamo a comandare. La prossima sarai tu. Hai capito? Sarai tu, sarà. C'era rotto. Oh, gratta la pedana! Fratelli, grattano le pedane in curva! La stanchezza si inizia a far sentire. E c'ho il piede un poco bucato. Però sto grattando lo stop, raga. Che capata, ha grattato lo stop. Sono soddisfatto. Non si vale un po' meno, è il problema suo. Grazie, amore. È forte. Oh, abbiamo inaugurato i 100 km grattando lo stop. Lo grattiamo sempre ormai, raga. Stop di plastica, mi dispiace ma ti ho spaccato. Mamma Honda, dobbiamo vedere. Oh, grattato per bene. Questo, tutto grattato per bene. Poi piano, tutto qua. Grattiamo anche questo, sì. Si consuma e si arriva a E poi grattare alla pedana. Quando ti ci fu tutto, guarda! Oh, io ti stai pensando a vocetta a mucco! Basta, sono finito!